Salve a tutti, parliamo ora di permutazioni senza ripetizione. Che cosa si intende con questo? Immaginiamo di avere n elementi. Ci interessa in quanti modi diversi possiamo disporli in fila. E quindi abbiamo un primo posto, secondo posto, terzo posto, fino all'ennesimo posto e noi vogliamo disporre questi elementi in modi diversi. E il numero di permutazioni è proprio il numero di modi in cui possiamo disporli. Allora ragioniamo così: adesso tutti i posti sono vuoti, vogliamo mettere un elemento al primo posto. Quante scelte abbiamo? Abbiamo n possibili scelte. Possiamo scegliere uno qualunque degli n elementi. Però una volta che l'abbiamo posizionato, uno di quegli elementi, quando vogliamo posizionare un elemento al secondo posto, abbiamo n-1 scelte, perché un elemento l'avevamo già disposto. Quando vogliamo mettere un elemento nel posto 3, abbiamo n-2 scelte, perché due elementi li abbiamo già posizionati. E così avanti fino a quando siamo nell'ultima casella e abbiamo una sola scelta, ci rimane soltanto un elemento alla fine ed è l'unica scelta possibile. Allora, in quanti modi posso fare questo? Il numero di scelte va moltiplicato, perché per ciascuna di queste n scelte ho n-1 scelte di qua e per ciascuno di questi ho n-2 scelte qua e quindi tutti questi valori vanno moltiplicati. Quindi il numero di permutazioni di n elementi senza ripetizione è n per n-1 per n-2 si va avanti fino a per 2 per 1 e questo prodotto si indica con n con il punto esclamativo che si legge n fattoriale. Ok, facciamo un esempio, diciamo che n è uguale a 3 e quindi vogliamo calcolare le permutazioni di 3 elementi, quindi dobbiamo calcolare 3 fattoriale che è 3 per 2 per 1. Vedete il prodotto dei numeri da n fino a 1, 3 per 2 per 1 ed è uguale a 6 e diciamo che questi tre elementi li chiamo A, B e C. Quindi adesso, visto che non sono tanti, proviamo a scrivere tutte le permutazioni di questi tre elementi A, B e C ed eccole qua: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA e le abbiamo elencate tutte. Allora, c'è da notare questo, che il fattoriale mi dà subito numeri enormi, cresce più velocemente della funzione esponenziale, perché se già abbiamo soltanto 5 fattoriali è già 120. Tutti i modi in cui possiamo disporre 5 elementi è già 120. 10 fattoriali abbiamo più di 3 milioni, con 13 fattoriali abbiamo più di 6 miliardi e cresce in modo enorme. E c'è ancora da dire questo: beh, chiaramente 1 fattoriale è 1 perché il prodotto fino a 1 e quindi è 1. Può sembrare strano questo, ma diciamo che lo si può prendere per convenzione che 0 fattoriale è uguale a 1, perché così tornano i conti in tutte le formule che si usano anche dopo, più avanti, quando si studia il calcolo combinatorio. E comunque si potrebbe anche interpretare così: in quanti modi posso disporre 0 elementi in un solo modo? Si potrebbe anche ragionare così. Allora, adesso queste erano le permutazioni senza ripetizione. Vediamo ora le permutazioni con ripetizione. Ma cosa si intende con questo? Si intende che degli n elementi alcuni possono essere uguali, diciamo indistinguibili tra loro. Forse è meglio vedere proprio con quell'esempio che poi calcoliamo. Diciamo di avere 8 palline, però ce ne ho 2 nere, 3 verdi, 3 rosse. In pratica io non distinguo tra loro le 2 palline nere o le 3 palline verdi o le 3 palline rosse e quindi se io non le distinguo, avrò un numero minore di permutazioni. Se fossero tutte e 8 diverse avrei 8 fattoriale di permutazioni, però tante di queste sono uguali tra loro. Allora, in realtà anche la formula è abbastanza chiara perché si calcola così, quindi permutazioni n elementi dove
un elemento si ripete k1 volte, un altro k2 volte, così avanti fino a uno che si ripete ki volte. Quindi il nostro n fattoriale dobbiamo dividerlo, esempio con k1 fattoriale, ma perché? Perché il numero di permutazioni di, ad esempio, queste tre, diciamo queste due palline si permutano in 2 fattoriale modi e quindi non distinguo quelle permutazioni e bisogna dividere con quello. Queste tre palline verdi tra di loro posso permutarle in 3 fattoriale modi, quindi bisogna dividere con quello. E quindi la formula è questa. Allora, appunto, ho già praticamente detto l'esempio. Allora, prendiamo n uguale a 8, abbiamo k1 che è uguale a 2, qui ce ne sono due, si ripetono, k2 è uguale a 3 e k3 è uguale a 3. E calcoliamoci permutazioni di 8 elementi dove 2 sono uguali tra loro, 3 sono uguali tra loro, 3 sono uguali tra loro. 8 fattoriale fratto 2 fattoriale, 3 fattoriale, 3 fattoriale. Qui scrivo proprio 8 fattoriale come 8 per 7 per 6 fino a 2, sarebbe fino a 1, ma non ha senso scrivere per 1, lasciamo stare. Qui 2 fattoriale sarebbe 2 per 1, scrivo solo 2, 3 fattoriale scrivo 3 per 2, non serve scrivere per 1. E così anche qui 3 per 2, vado a semplificare vari fattori e trovo 4 per 7 per 2 per 5 per 2, poi per fare la memoria riunisco così 4 per 7 è 28, per 2, 5 per 2 è 10, 28 per 2 è 56, per 10 fa 560. E così ho trovato in quanti modi posso disporre queste palline. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.